Sicuramente un pizzico ci vuole un po' anche di rischio, come si dice, però insomma siamo ben coscienti di quello che è la potenzialità di questo dolce e siamo convinti che sia qualcosa in più che mancava e di cui c'era bisogno di fare. Mentre molti chiudono, Paolo Lai e Sergio Bongiovanni aprono una nuova esperienza, quella di un locale solo dedicato al tiramisù. Tiramisù Beccherie, in linea con la veste architettonica dell'adiacente ristorante, un gioiello di eleganza e accoglienza disegnato da Francesca Verdura, che vuole rimettere il dolce più amato nel mondo al centro dell'identità della città. Anche un touchscreen interattivo a disposizione dei clienti racconterà la storia della ricetta, quella originale, nata proprio in piazza Ancilotto negli anni 70. La ricetta originale prevede gli ingredienti classici di quello che è la ricetta di Beccherie, quindi solo il tuorlo, zucchero, mascarpone, il caffè, il savoiardo, assolutamente riconosciuto, e la spolverata di cacao. Ormai il tiramisù è diventato un'icona, proprio ribadisco, di quello che è il dessert italiano. La fortuna di questo dolce è la sua semplicità e la sua complessità uguale. Il più instagrammato dagli atleti delle Olimpiadi di Milano Cortina, più taggato del Colosseo, nel Veneto secondo solo a Verona e Venezia, il tiramisù, nato dalle mani di Loli Linguanotto e Ada Campeol, oggi veleggia non solo verso nuovi traguardi trevigiani, ma anche italiani e internazionali. Il socio, di origine milanese ma trevigianissimo di adozione, sta già guardandosi intorno per aprire nella Gran Milan. Soprattutto valorizzare il tiramisù, che oggi era inserito solo nel contesto del ristorante, mentre adesso deve diventare qualcosa anche di autonomo, e questo mondo delle beccherie tra ristorazione e tiramisù svilupparsi e farsi vedere a livello sia locale che nazionale, e se tutto andrà bene anche a livello internazionale. Il progetto, infatti, potrebbe arrivare anche in Asia, ma prima il sindaco sta pensando ad un cartello alle porte della città che dica che questa è proprio la città del tiramisù. Mi piace ed è fattibile e penso che lavoreremo in questa direzione. Ricordo che quando ero giovane consigliere comunale insieme a Barbisan avevamo fatto proprio questa proposta che era stata bocciata dall'allora sindaco, però voglio dire, siamo in tempo per recuperare.